ultima giornata di andata del girone A del Stacciolo, Marco Clemente, Morales, Pirro. Qui la stagione, o meglio, ecco, è iniziata proprio adesso. La battuta lunga, attenzione, pallone che arriva al tiro, bellissimo di Duro, palla che sorvola la traversa. Gazzese a cercare Mustacciolo, attenzione, Giuseppe Cottone, incredibile, per poco allontana in qualche modo, ma arriva Giuseppe Cottone, tenta la battuta forte, tentava forse il tacco che libera Vitrano. Vediamo il cross di Vitrano in area, allontana Chiazzese, Spina che rincorre, aggancia, ancora Spina, prepara il tiro, buono il tiro, attenzione all'errore, e Lentini, il gol di Lentini, gran gol di Lentini che arriva, il gol di Lentini che arriva al 27esimo minuto di gioco, Alcamo in vantaggio, Lentini, pallone in mezzo, a cercare Spina, battuta di Spina, ancora Spina, il tiro di Spina incredibile, proprio davanti a compagno, pallone in mezzo, arriva Lentini, il tiro di Lentini, la gran parata di compagno, bellissimo, e Cottone, la rincorre Spina, vediamo Spina che viene, attenzione, c'è il numero 3, vediamo, è rosso per il numero 3, ingenuo, in questo caso Alessi, che si fa, era solo Spina, lo stop, finisce qui il primo tempo, qui Chiazzese, al suo posto c'è il numero 16 Mercanti, partita il secondo tempo, ha portato poi a Lentini, attenzione, il pallone in mezzo, arriva Lentini, la parata di compagno, Alcamo vicina al raddoppio, attenzione è quella di cercare il raddoppio, mettere al sicuro il risultato, attenzione, il tiro bello forte, era turba, palla all'indietro, Ricco Bono, pallone in mezzo, arriva Tantillo, vediamo ancora Tantillo, il tiro di Tantillo, non ci arriva Bellia per un attimo, davvero, ancora occasione sprecata per un attimo. Attenzione, vediamo, c'è un fallo di Capitallo Monaco, c'è il rosso per Capitallo Monaco, Misseri, battuta lunga, Lentini, lo stop di Lentini, il tiro di Lentini, la gran parata ancora di compagno, è incredibile, Alcamo che comunque in quanto occasioni sta legittimando il vantaggio. A Namio, il tiro di Namio, la parata di Misseri decisiva, la deviazione in angolo, Tantillo che entra in area, ancora Tantillo viene steso a terra, cade a terra, non c'è nulla per il direttore di gara, battuto di Misseri, non è che c'è Tantillo che lo rincorre, vediamo, si ferma Tantillo, appoggia Failla, il tiro di Failla, vediamo, è ancora compagno decisivo, ed è di quella di testa, Mercanti di prima, attenzione a Namio, c'è Vitrano su di lui, vediamo ancora Namio, il tiro di Namio, il gol, è il pareggio di Namio, si continua a giocare e finisce qui la gara, si conclude qui con 1-1, Regina Mundi che acciuffa la gara proprio per i capelli, ma dobbiamo dire un peccato per l'Alcamo perché